Con Tommaso Mandato al Summer Show 2022 si premiano i miti del calcio questa sera. Tommaso, è bello, no? Ritrovarsi con tanti personaggi del mondo del calcio. Sì, è una bellissima serata, è un bellissimo ambiente, è una bellissima atmosfera. Finalmente si ritorna a respirare aria di gioia, poi quando si parla di calcio, quando si parla di pallone soprattutto, e ritrovare tanti amici in una location fantastica come questa. Ci sono tutti gli ingredienti veramente per un grande evento. Ecco, le domande belle sono finite, adesso cominciamo con quelle difficili. E allora, questo Napoli che fa partire Lorenzo Insigne, che fa partire Fosigulam, che però al tempo stesso riscatta dal Fulham Anghissà, che fa firmare un nuovo contratto a Juan Jesus nella giornata di oggi e che annuncia anche gli acquisti di Kvaratskhelia e di Olivera. Secondo te che Napoli sta crescendo, che Napoli sta nascendo alla luce anche dei tanti problemi ancora da risolvere? Vedi Mertens, vedi il portiere. Credo che stia nascendo un Napoli sulla stessa onda degli ultimi anni, nel senso che, come dicevi tu, ne esce uno, ne prendono un altro, insomma sempre molto programmata come attività di mercato. È chiaro che secondo me, se si vuole fare quella piccola svolta, è necessario fare degli investimenti un attimino, non dico più esosi ma più concreti, cioè prendere quei 2 o 3 giocatori che quest'anno sono mancati proprio nei momenti opportuni. Secondo me il Napoli ha ceduto quando proprio tra il gruppo non c'erano quei leader che potevano guidare anche più giovani e meno esperti in una situazione del genere. Ecco, e allora, visto che hai detto 2 o 3 nomi, 2 o 3 calciatori, io te li faccio 2 o 3 nomi: Barak, Deulofeu e Bernardeschi. Secondo te? Sì, certo, sono dei nomi di giocatori che praticamente, soprattutto i primi 2, a me piacciono moltissimo, nel senso che sia Barak sia Deulofeu li vedrei benissimo all'interno del Napoli. Su Bernardeschi, al di là del suo valore tecnico, ho qualche remora sotto il profilo caratteriale, anche perché è un calciatore, sai, che già ha guadagnato tanto alla Juve, quindi dovrebbe trovare quelle motivazioni giuste per poter fare bene anche a Napoli. Ecco Tommaso, vestiti un attimo con gli abiti del presidente Aurelio De Laurentiis. Domani mattina arriva per PEC un'offerta da 100 milioni di euro per cedere Osimhen. Tu, presidente del Napoli, lo cedi Osimhen o fai il sacrificio e lo trattieni? I vestiti del presidente sicuramente non riesco a metterli per la mia taglia doppio XL, però è chiaro che dobbiamo essere onesti. Se in un mercato come questo, in una situazione come questa, se veramente dovesse arrivare un'offerta superiore ai 100 milioni, non puoi non cominciare a pensarci, al di là del valore di Osimhen, al di là chiaramente di quello che può rappresentare per il Napoli, perché siamo davanti a un mercato molto fluttuabile, per cui oggi come oggi avere una valutazione del genere deve essere presa assolutamente in considerazione. Grazie Tommaso. Grazie a voi, buon lavoro.